Li conta uno per uno gli episodi di criminalità che salgono quotidianamente alle cronache, ma tassello dopo tassello quello che alla fine si compone è un quadro a dir poco allarmante. Anche oggi la lista nera dei crimini commessi in Veneto contempla ben 21 atti delittuosi, attacca il candidato di Lega e Forza Italia alle regionali, il governatore uscente Luca Zaia. Se Roma non si sveglia e manda uomini e mezzi per combattere questa cancrena, temo che qualche camionetta di strade sicure, messa qui e là in 3 città, sia soltanto poco più di uno degli ennesimi spot senza contenuto reale ai quali Renzi e i suoi ministri ci hanno abituato. Una criminalità crescente e sempre più aggressiva, malviventi spavaldi, duri e organizzati, dai furti nel Vicentino alla figuraccia delle maschere che a Venezia pretendevano minacciose le mance, per non parlare dello spacciatore tunisino che a Padova ha tentato di intimidire i carabinieri tirando in ballo l'ISIS. Dico solo a casa immediatamente e usando i calci come vettore, commenta Zaia, che interviene anche sul fronte sanità, annunciando di aver autorizzato nell'ULSS 5 Ovest Vicentino nuovi primari e l'assunzione di 13 medici. Dove c'è necessità, conclude, la regione non interviene col contagocce, ma con l'attenzione del buon padre di famiglia.